Karol Wojtyła, l'uomo e la sua terra. C'è qualcosa di fortemente emozionante nel vedere attraverso le immagini che anche un grande papa è stato giovane. Che indossava pantaloni corti, che se ne andava per le tue amate terre, che passeggiava in bicicletta per la bassa bresciana a 2 passi dall'olio. E c'è qualcosa che fa vibrare le emozioni più profonde di ognuno di noi a vedere in un solo colpo d'occhio tanti momenti di vita di Karol Wojtyła. È proprio un'emozione collettiva e condivisa la mostra Karol Wojtyła, l'uomo e la sua terra, che dal 29 aprile al 30 giugno 2007 è stata ospitata in anteprima in Villa Badia di Leno nella Bassa Bresciana. La mostra non ci racconta solo l'uomo, ma anche la sua terra. Quella Polonia che, dopo la fumata bianca, a San Pietro il 16 ottobre 1978, si è riversata nelle strade, consapevole che sarebbe iniziato un cammino verso la libertà e lo sviluppo economico, culturale e sociale. Ciò che ci viene proposto a Leno dalla Fondazione Dominato Leonense, in collaborazione con Anima Media, associazione della diocesi di Cracovia, è un viaggio attraverso foto inedite non tanto sul Santo Padre, quanto su Don Karol, quel parroco giovane che nel 1948 ritorna da Roma in Polonia, che fa il coadiutore nella parrocchia di San Floriano a Cracovia e fino al 1951 è cappellano degli universitari. Di questo periodo sono le fotografie esposte. Ci raccontano un Karol con pantaloni corti, in mezzo ai boschi, vicino a un ruscello, sulle piste da sci, in bicicletta nella campagna e sempre in compagnia dei suoi amici, dei suoi studenti, di quei giovani che ha sempre amato. Uno di loro, Danuta Rybicka, ricorda: la gita più importante per me fu la partenza per Zakopane nella primavera del 1952. Il gruppo era semplice. Le ragazze che abitavano nel Nazaretto, così chiamavamo il collegio tenuto dalle suore di Nazareth in via Warszawska, e i ragazzi, la maggior parte studenti del Politecnico di Cracovia, cioè quelli che l'anno prima il vicario di allora, padre Karol Wojtyła, aveva invitato a cantare nei coretti presso la parrocchia di San Floriano. Dovevamo andare proprio con lui per vedere i crocchi di montagna. A sera inoltrata alla stazione ferroviaria di Cracovia si presentarono 6 ragazze del Nazaretto e il padre. Inaspettatamente i ragazzi ci informarono che non sarebbero potuti partire perché dovevano sostenere degli esami importanti. Pertanto partimmo con un treno notturno in 7. I tempi e le usanze non permettevano che un padre viaggiasse in abito civile e per di più in compagnia delle ragazze. E per evitare di creare delle situazioni imbarazzanti ci rivolgevamo a lui evitando di nominarlo padre. Non era facile, quindi chiesi timidamente se potevamo chiamarlo zio. Acconsentì. Ricordiamo quel viaggio con molto affetto, come il primo fatto con lo zio. Emozioni e commozione accompagneranno ognuno di noi nel vedere il Papa giovane, pieno di entusiasmo e a contatto con la natura. Nel gennaio del 1995, parlando ai vescovi polacchi, Wojtyła disse: «Dicono che il Papa sta diventando vecchio e che non può camminare senza bastone, ma in un modo o nell'altro girerò ancora. I miei capelli sono ancora intatti e le cose non vanno male nemmeno per la mia testa. Dovrete dire di me non solo che ero papa, ma che sciavo e andavo in canoa e chissà che altro. E anche che mi rompevo le gambe ogni tanto». L'esposizione fotografica allestita a Leno dal 29 aprile al 30 giugno
presenta una collezione di rarissime foto scattate fra il 1952 e il 1954, che ritraggono il giovane prete Karol Wojtyła con il suo gruppo di amici. Camminate in montagna, traversate in kayak o escursioni in bicicletta, immagini che ci permettono di diventare testimoni degli inizi di un'amicizia eccezionale che ha legato questo gruppo di persone a Giovanni Paolo II. Non solo il racconto fotografico di gite turistiche, afferma padre Danec, presidente di Anima Media, ma anche la testimonianza di un sacerdozio praticato nei luoghi dove le chiese non ci sono. Gli autori delle fotografie erano due ragazzi che partecipavano a queste gite: Jerzy Ciesielski e Stanislav Rybicki. Quest'ultimo era presente il 29 aprile alla cerimonia di inaugurazione e ha coinvolto i presenti in un ricordo emozionante di quegli anni. Innanzitutto voglio ricordare Jerzy Ciesielski, mio amico e compagno di tante gite. Jerzy è morto 30 anni fa in una catastrofe in Egitto insieme ai due figli ed è tuttora in corso la causa della sua beatificazione. Ricordo la prima volta che ho incontrato Don Karol. Era il 1951 e io ero poco più che un ragazzo e con gli altri giovani universitari ci ritrovavamo nella chiesa di San Floriano per cantare nel coro, patrocinato da Karol Wojtyła. Padre Karol era già dotato di un grande fascino e di una infinita bontà. Era fisicamente forte e di carattere aperto, un gran lavoratore. Trattava i giovani in un modo speciale ed era sempre contento di poter trascorrere del tempo con loro. Era il periodo in cui la Polonia era schiacciata dal comunismo. Sotto questo regime ciò che contava era la massa, non la comunità. E Karol Wojtyła ci convinceva invece che ognuno di noi era un figlio di Dio. Dopo circa un anno trascorso ad incontrarci solamente in chiesa, si decise di fare una prima escursione in montagna, a circa 70 km da Cracovia. Non sapevamo molto di Don Karol. A quel tempo era sempre meglio non sapere che sapere troppo, ma scoprimmo subito che era un buon camminatore, infaticabile. Oltre la messa settimanale, Karol partecipava anche alle nostre feste private, soprattutto i compleanni, diventando amico anche delle nostre famiglie. In poco tempo si creò una vera comunità che ha continuato ad esistere anche dopo la sua partenza per Roma. Ci sono state tante altre gite negli anni successivi, a piedi, sugli sci o in canoa, tutte caratterizzate dal grande affiatamento che si era creato nel gruppo, tanto che ci consideravamo un'unica famiglia. Questi momenti sono rimasti nel cuore di Karol, perché con noi ha potuto trascorrere quella gioventù che gli era stata strappata dalla guerra. E per noi è stato un periodo indimenticabile, perché abbiamo avuto la nostra guida. Per questo gli siamo tutti riconoscenti. Karol Wojtyła è stato un grande papa, di un'infinita bontà e amore incondizionato. È stato un papa vicino alla gente. Queste immagini sono una grande testimonianza, perché raccontano momenti di giovinezza di un uomo che con la sua saggezza e il suo operato ha migliorato la storia dell'umanità. È stato un grande onore per noi poter progettare e poi fare questa mostra qui al Palace Hotel in ricordo del grande Papa Giovanni Paolo II. Sono tutte foto della sua gioventù. È un Papa forte, energico, sportivo, determinato, coraggioso, che durante il suo pontificato ha cambiato un po' le sorti del mondo. E forse proprio come era giovane si poteva pensare che poteva fare queste cose, vedendolo proprio così anche bello e così forte. Infatti il suo sogno, poi abbiamo letto, era di fare l'attore. Poi ha ricevuto la chiamata, proprio grazie a Dio, ha ricevuto questa chiamata energica come lui era e ha dimostrato che poteva fare prima il vescovo, poi il cardinale e poi un grande papa per tantissimo tempo. Abbiamo voluto farlo qui a San Marino proprio perché è stato un papa storico per San Marino, perché è stato il primo papa che con una visita ufficiale ha visitato San Marino nel 1981. Infatti abbiamo presentato
attraverso una serata musicale, i capitani reggenti che l'hanno ricevuto e altri personaggi che l'hanno incontrato e hanno espresso attraverso la loro testimonianza la conoscenza di Papa Wojtyla. Come siete venuti, diciamo, in possesso di questo materiale inedito? Grazie all'aiuto di una fondazione, di una banca veneta che aveva già fatto questa mostra qui in Romagna e ci ha offerto la loro collaborazione dandoci la possibilità di fare questa mostra. Ringraziamo la dottoressa Alessia Valducci e il Cinepalace di San Marino. Grazie a voi per queste bellissime riprese e ringraziamo anche la Fondazione Dominato Leonense che ci ha permesso di poter fare questa mostra a San Marino.